Eder, Mech, Pallister. Mettersi contro Sebastiano non è una cosa semplice. Jasmine, tu hai ancora paura? Allora, io la paura ho cominciato ad averla nel 2022. Torno un attimo indietro, loro come le diceva prima, veramente era una coppia dei nostri amici, molto cari, che ci rendevano partecipi della loro vita condividendo, ci mandavano le foto, ci aggiornavano dove erano, cosa facevano, ci dicevano anche tante volte, ma anche per gli scritto, vi vogliamo bene, e anche noi corrispondevamo in tutto questo. Quindi non è che tra noi non ci fosse stata la confidenza o l'amicizia. Io non avevo nessun motivo di mettermi contro Sebastiano oppure di puntargli il dito contro, perché avevo comunque un gran rispetto nei suoi confronti, come anche nei confronti di Liliana. Non c'era niente negli anni precedenti in cui io possa avere un motivo valido per andare contro Sebastiano, perché Sebastiano non mi aveva mai mancato di rispetto fino nel 2022. Tra me e Sebastiano appunto è venuto questo screzio, direi anche abbastanza grande, già dal giorno 18, dal giorno della scomparsa diciamo da 4 giorni dopo, in cui io lo chiamo e lui non fa, come avevo già ripetuto l'altro giorno, lui non fa niente per cercarlo, io insisto, lui mi dà il contro, no, che fa lui, che fa a livello locale. Io non mi sarei mai permessa di chiamare se erano semplici clienti, questo assolutamente no, mi sono permessa di chiamare appunto perché sono nostri amici. Io chiamo Sebastiano per avere le informazioni di Lili, per rassicurarmi che, sperando che sarebbe tornata, cosa è successo. Quindi lui comincia a raccontarmi, però dal primo momento in cui lui comincia a raccontarmi le cose, per me erano le cose talmente strane, talmente l'incontrario di tutto quello che io potevo immaginare o potevo sapere. Io non vedo un Sebastiano preoccupato delle cose che lui mi racconta. Sì, perché io insistevo, perché lui mi dice che il primo momento, giugno 2022, è successo che io ho avuto una discussione con Sebastiano in cui non riuscivo più a sopportare questo peso di coscienza, di quello che sapevo, il fatto che non ero andata a parlare, gli elenco a Sebastiano tutte le cose che io avevo sentito da lui, perché lui è venuto a marzo, aprile, maggio, e di tutto quello che ci siamo detti. Io ho fatto un resoconto di tutti i nostri incontri e gli ho detto anche un modo, direi anche abbastanza. Abbiamo avuto proprio una vera discussione, perché io ho detto che io non riesco più starmene zitta, che non riuscivo a togliermi dalla testa, a me nelle mie orecchie ribombava il fatto che lui mi ha detto il giorno 18 che è stato un incidente, e lui si è arrabbiato. Il Sebastiano con palmo della mano ha battuto in cucina molto forte, accusandomi, dicendomi tu cosa vuoi dire? Vuoi dire che io ho ucciso mia moglie, tutti gli amici mi hanno abbandonato, io sono rimasto da solo, tutti mi credete colpevoli, e cominciato a gridare e è uscito in giardino. Io l'ho seguito in giardino perché i miei familiari erano veramente scioccati dalla sua espressione, quindi non è che ho vissuto quel momento della sua
reazione solo io, ma anche i miei familiari mi hanno detto corrigli dietro, cerca di calmarlo, di tranquillizzare la situazione, perché veramente è esagerato dirgli queste cose. Ma io ho detto quello che pensavo io, non perché fossi stata influenzata, anche perché non Cos'è avevo che ti mai ha seguito inquietato nessuna di più, trasmissione, Yasmin? il suo modo di agire, l'espressione del suo volto, non tanto diciamo solo le parole verbali che ci sono stati, ma l'espressione, perché Sebastiano andava avanti e indietro, si siedeva, si alzava, era diventato Bordeaux, ma questo possono testimoniare anche i miei familiari che hanno assistito alla scena, per poi, anche se non sono usciti in giardino, ma erano con la porta aperta, vedevano tutti che lui andava avanti e indietro come una trottola, proprio girava. Noi di fuori abbiamo finito di parlare, abbiamo parlato ancora per, non so, 3/4 d'ora, un'oretta. Io ho cercato anche di tranquillizzarlo, di dirgli perché gli ho detto tutte queste cose. Quando lui mi ha detto che lui non avrebbe fatto le querele come gliel'avevano consigliato il suo avvocato, con tutta la gente che in qualche maniera lo ha fatto sentire colpevole di qualche cosa, ma che la gente non sa quello che lui è capace, diceva proprio condito, arrabbiato, rosso, irriconoscibile. Non era un Sebastiano che io ero abituata a vederlo negli anni precedenti, da un Allora, Sebastiano tranquillo, cioè gentile. Nelle tante conversazioni che io ho avuto con Jasmine, lei mi ha spesso detto di temere che qualcuno gli sbuchi in hotel e di temere soprattutto per la sua famiglia. Sì, mi sono sentita in pericolo, tanto vero che quando io sono andata a fare la deposizione della denuncia insieme al maresciallo Sappada, io gli avevo detto che io temevo tanto, cioè questa è stata una mia impressione, che io temevo tanto che questa telefonata che mi è stata poteva provenire da parte di qualche conoscenza di Sebastiano, perché la donna è stata aggressiva urlandomi contro con lei, ma come sia permessa, ma con che diritto, ma lei deve stare attenta, ma lei deve tenere la bocca chiusa, dicendomi che io ho raccontato devi stare un zitta, non sacco di dovevi bugie e che parlare. tutto questo non è vero. E Io avevo dedotto che poteva essere, anche perché lei mi ha detto, io sono amica di Sebastiano, di signor Vicentin, e poi è giunto anche di signora Liliana. E io le ho anche detto, se fosse l'amica di Liliana dovrebbe volere, diciamo, la giustizia per Lili, la verità. Dopo il fatto che Sebastiano in giugno nel mio giardino mi dice che la gente deve avere paura per se stessa e per i suoi familiari, con dito minacciando e con la faccia molto cattiva, lui va, io gli chiedo quasi scusa con i messaggi, ci sono i messaggi anche in cui lui mi risponde che è rimasto molto male, ma che gli passerà, quindi dimostrabili che io Sebastiano l'ho affrontato. Il mese di agosto Sebastiano mi chiama con insistenza dicendomi che aveva la macchina in panni a 200-300 metri da casa mia, sotto il ponte della strada di Pioverno, che si trovava sulla piazzola dove c'era la staccionata, di andare a soccorrerlo. Io gli dico che io non ho la possibilità perché non avevo la macchina, l'altra macchina che avevo non aveva il gancio di traino, e lui insisteva. E gli ho detto guarda, vedo cosa posso fare, poi dopo lo richiamo. 9 di agosto 2022. Io gli mando un mio amico, un autotrasportatore, lui si reca sul posto insieme a suo figlio, vengo a sapere soltanto tempo dopo che lui praticamente stava andando via, che la macchina non aveva nessun problema, però quando è partito da lì lui non è andato dritto a casa, lui è arrivato nella mia struttura, quindi appena il signore è andato per soccorrerlo, lui si è recato da me. E quella è lì che io veramente mi sono sentita minacciata, anche se lui non mi ha detto guarda io vengo qua e adesso adesso ti faccio del male. Però lui ha cominciato a incalzarmi perché io non sono andata, perché gli ho raccontato le balle che non avevo la macchina, puntandomi il dito che la macchina era lì, ha visto la Jeep parcheggiata sotto diciamo, il carport,
E io lì in quel momento lì gli avevo detto che mio figlio è appena tornato a casa e lui ha abbassato i toni della voce soltanto dopo che io gli ho detto che mio figlio è tornato, perché io primo momento gli ho detto che sono da sola e che non potevo abbandonare la struttura e non avevo i mezzi, eccetera. Io anche in quella volta lì che lui parte, io gli dico: Sebastiano, mandami un messaggio quando arrivi a casa, sempre per cercare di tenerlo tranquillo, anche se in realtà della sua espressione io non ero tranquilla. Lui ci tiene anche a mandarmi un messaggio dove mi dice che la sua macchina non aveva niente, che era a posto e che era controllata. Questo me l'ha detto appena arrivato anche nella struttura. E non è solo che me lo dice lì in struttura a voce, lui mi manda anche il messaggio. Perché io ricordo tutte le cose? Perché, non so, magari Sebastiano può aver cancellato i suoi messaggi, ma i miei ce ne sono tutti, dove lui mi manda anche il messaggio che la macchina non aveva niente, probabile aveva un problema di batteria, ma la macchina è a posto, che lui ha speso tanti soldi del meccanico. Lui dice l'altro giorno che, da quello che ho capito io, che lui si era fermato a dormire. Intanto non era al mattina in cui Sebastiano chiede il mio soccorso, ma chiede il pomeriggio. Tengo anche a precisare un'altra cosa, che Sebastiano, una ulteriore mia preoccupazione è la paura. A 100 metri da casa mia c'è la coppia di suoi amici che lui conosce, l'amici di Venzone, che lui conosce da tanto tempo, che va con loro alle saune, in cui io mi chiedo perché non va a chiedere loro aiuto invece di venire a chiedere a me, visto che tra noi c'è stata anche la discussione in giugno. Quindi io mi ha messo in timore, ma poi la strada da dove parte Sebastiano, che arriva dall'Austria, da Villacco, dal Klagenfurt o da dove arriva per andare a Trieste, parliamo di una distanza di 300-350 chilometri. Come mai Sebastiano va a dormire a 300 metri dalla mia struttura? E lui ci mette 2-3 minuti, 2 minuti in bici e 4 minuti a piedi per raggiungere la mia struttura. Io l'ho interpretata come paura, diciamo, di stare attenta perché lui è sempre nei paraggi. Oltre questo, lui passava spesso a Venzone, in cui le persone mi riferivano: guarda, abbiamo visto ieri Sebastiano, abbiamo visto l'altro ieri, tanto vero che Sebastiano anche 2 mesi fa, il 18 di novembre, era a Venzone e da voi è dichiarato l'altro giorno che va in quelli posti quando c'è caldo per andare in bici. Non credo che adesso sono le temperature per andare in Austria, però comunque lui gira lì, io la interpreto come per dire: guarda che sono vicino, stai attenta a quello che dici. E guarda, il caso strano, dalla prima mia intervista io mi sono sentita minacciata. Anche se lui non mi ha detto io vengo, ti ammazzo, però l'espressione che lui ha avuto e quello che ha detto, la frase la gente deve avere paura per se stessa e per i suoi familiari, mostrando il dito, Bordeaux andando avanti e indietro come un pazzo. Io non ho mai ritenuto Sebastiano colpevole di niente. Non ho un motivo di dire abbiamo avuto ferri corti perché abbiamo discusso per qualche cosa. Non era mai capitata una discussione tra me e Sebastiano. Parliamo della morte di una donna, scompare una donna, una mia amica, in cui i familiari vogliono la verità, il marito vuole la verità. Allora non capisco, la cosa che mi ha scioccata era il fatto che lui non voleva cercarla. Poi anche i mesi successivi in cui lui viene nella nostra struttura e continua a dire no, e non viene fuori niente. A Sebastiano hai anche detto che credi nella storia tra Liliana e Claudio. Io gliel'ho detto quando eravamo sotto il gazebo, quando ho parlato con lui ho cercato di tranquillizzarlo, però nello stesso momento io gli ho elencato tutte le mie preoccupazioni, perché io avevo reagito con lui in quella maniera. Gli ho spiegato le mie motivazioni. Gli ho detto: per me non è normale che tu vieni qua e non ti chiedi mai che cosa fosse capitato lì dove è stata, chi può averla fatta del male,
E lui dice no, perché adesso il caso viene chiuso, il medico che ha fatto l'autopsia ha avuto l'ictus e non se ne parla più niente. Non ha dormito una volta a casa nostra con i letti separati, ma parecchie volte. È tanto vero che si è arrabbiato tantissimo con me quando ha scoperto che non gli ho dato la camera matrimoniale e ne avevo tutte le camere matrimoniali libere. Era Lili che me l'ha chiesto, non me l'ha chiesto lui. Me l'ha chiesto Lili e mi ha detto che non lo sopportava più. Io queste cose gliel'ho detto a Sebastiano. Gliel'ho detto che io li vedevo nell'ultimo anno che tra loro non non c'era andassero quella tranquillità che c'era prima. Lui mi ha dato una risposta. Lui mi ha detto che lui, in effetti, mi ha detto: è vero, anche io ho visto mia moglie negli ultimi 6 mesi irriconoscibile e le chiedevo sempre: ma Lili, ma cosa hai? Ma perché ti Ecco, comporti grazie. così? Ma che Yasmina, problemi hai? Io spero che tanto che la verità venga fuori, perché tutti abbiamo bisogno di capire che cosa è capitato a Lili. Tutti vogliamo solo una cosa, la verità e giustizia per Lili. Una donna, immaginarla in un sacco di spazzatura, veramente fa tanto male, penso a uno chiunque. Io non ho accusato Sebastiano di dire tu hai fatto del male a tua moglie. Io accuso Sebastiano il fatto che non ha voluto cercarla. Questo parliamo del 18, quindi ho avuto la certezza che Sebastiano non voleva cercarla perché lui non voleva. Lui Certo, diceva che la è polizia chiaro. gli ha proibito di prendere Grazie. qualsiasi. Non ci crederò mai. Quello che io dico, tante persone si chiederanno come mai faccio sapere tutte le date, tutto. Tra me e Sebastiano c'è anche scambio di messaggi sul giorno quando è venuto, sul giorno quando mi ha minacciato, sul giorno quando mi ha dato l'appuntamento. Ci sono le prove che gli inquirenti andranno, verificheranno e vedranno se io mi invento le cose o Sebastiano che nega sempre una verità a tutti i costi a dire che non è vero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.